Si torna a parlare di acqua in una nota stampa di Intercopa, il Comitato per l'Acqua Pubblica. Il coordinatore del movimento Franco Zammuto afferma come per 10 anni comitati, associazioni e sindacati si sono battuti per raggiungere il doppio risultato di cacciare via il gestore del servizio idrico integrato, Girgenti Acque, e ottenere così la gestione pubblica del servizio attraverso la creazione dell'azienda speciale consortile. Risultati che, nonostante la diffidenza di tanti, sono stati ottenuti. Purtroppo dalla fine di ottobre l'ATI di Agrigento non è stata ancora capace di produrre l'atto costitutivo dell'azienda speciale consortile necessario per sostituire l'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque, che rimarrà attiva fino a quando non sarà sostituita dalla nuova società. Tant'è che la gente ancora non crede che Girgenti Acque sia stata cacciata via. Le ragioni dell'impasse sono chiare ed evidenti, ma guai a dirle. Per Zammuto si rischia di essere smentiti un attimo dopo averle esposte, così come probabilmente avverrà dopo questo comunicato, dove andremo a spiegare le ragioni del fermo. Per noi di Intercopa sono due. Primo, non sanno come risolvere il problema degli 8 comuni che chiedono di continuare come hanno fatto dal 2007 a oggi, con la gestione autonoma ai sensi dell'articolo 147 bis. I sindaci non sanno come finanziare la nuova società. Sul primo punto, per sgravarsi da responsabilità, hanno affidato al direttore dell'ATI il compito di verificare se gli 8 comuni hanno i requisiti per poter agire in house l'acqua. Ma purtroppo a oggi gli uffici dell'ATI non hanno ancora un direttore, ma sono solo facenti funzione che indubbiamente non si accollerà all'onere, anche se è vero procedure concorsuali per la sua nomina sono state già avviate. Per quanto riguarda i finanziamenti che i comuni devono affrontare, è semplicemente una questione di responsabilità. Le forme e i modi di finanziarsi sono diversi. Il punto è che hanno paura di fallire, di non riuscire a creare un ambito territoriale virtuoso capace di ottenere risultati come tanti altri ambiti in Italia riescano a ottenere. Insomma, per Zambuto ogni pretesto è buono per inviare il problema e non assumersi così le responsabilità delle quali farebbero volentieri a meno. C'è da scommettere che le prossime tornate elettorali comunali, che riguardano alcuni comuni di un certo rilievo della nostra provincia, saranno il prossimo pretesto per rinviare, come ad esempio Agrigento, e intanto i cittadini della nostra provincia, ai quali non è concesso utilizzare alcun pretesto, continueranno a subire grossi disagi per disservizi vari e continueranno a pagare le bollette tra le più alte d'Italia.